Ok, qua, grazie. Grazie. Presidente Federica ha inaugurato quest'oggi un centro termale benessere a Lignano che mancava. È un investimento privato, ma un investimento privato che può avere riflessi positivi sotto profilo occupazionale, ma soprattutto sotto profilo turistico. Sì, è un ampliamento molto importante, perché oltretutto fatto sul territorio di Demanio, e quindi un arricchimento per tutta la comunità, ma soprattutto penso che sia un'offerta turistica utile a poter ampliare le opportunità che Lignano offre ai turisti. Questo vuol dire che non è un aiuto soltanto per chi ha investito in questo singolo intervento, ma un aiuto in generale a tutto il comparto turistico di Lignano e delle aree limitrofe, perché vuol dire attrarre maggiori turisti, e spero che ci saranno sempre più iniziative come queste, e Lignano, devo dire, ne è una testimonianza, perché di investimenti ce ne sono, e ce ne sono tanti, perché vuol dire dare nuove opportunità occupazionali ai nostri cittadini. Lei ricordava quello che bisogna cercare di fare tra privati è una competizione verso l'alto, alla quale poi la regione scommette, crede e si accoda. Esatto, noi dobbiamo pensare che il pubblico deve essere a sostegno dell'iniziativa privata, non sostitutivo, perché quando diventa sostitutivo in realtà si annidano sprechi e delle volte anche abbandoni di infrastrutture e di manufatti. Il pubblico deve essere vicino al privato, perché il privato ovviamente ha tutto l'interesse a sviluppare le strutture stesse, e il pubblico invece deve agevolarlo il più possibile, ovviamente nelle regole e nella tutela del territorio, però facendo questo si crea sviluppo. Se qualcuno pensa che il pubblico deve sostituirsi al privato, oppure che semplicemente pensi a un mondo che non esiste più, è un mondo che ha fallito.